Buondì, io mi chiamo Andrea Mocchiutti, io sono un geologo e voi ho deciso di fare un giro nella zona orientale del Friuli. E è un posto che dal punto di vista geologico è veramente importante perché sono montagne nuove e anche un evore recente dal punto di vista geologico. E vi ho dato anche tanti vigni perché i vignai in queste zone vengono veramente bene. Sul percorso che faremo in voi, c'è un evore di villis con una storia importante che ha segnato veramente queste zone. E tra le villis un evore di vignis. Voi si a fare un giro in tal colio. Assim sempre su rocce vecchie circa 50 milioni di anni. Hai le ponche, che si chiamano marne, e le arenarie che formano il flish. Queste terre che derivano di queste rocce di 50 milioni di anni fa è perfetta per crescita da vini. E difatti c'è fra poco l'agronomo Lauro Dal Ponte che non sconterà ben tutti questi aspetti le ha proprio alle crescite da vigni in queste zone. Si chattin di nuovo dal Museo della Civiltà del Vin di Buri e qui in bande a me io dico le fotografie di ciò che succedeva dal periodo di ventenne di tanti anni fa. Ho visto che partava in renti le UE col cavallo, dopo che tal mezzo io dico le foto da UE che partava in renti con i registratori e che aveva ho visto da foto importanti che sicuramente ti fanno pensare che quel cortile lì non è di un contadino qualunque, ma probabilmente è di un paron, che si dedicava al lavoro da UE, sicuramente era in dai mezzadros, perché con una quantità di UE così importante, 100 anni fa sicuramente il piccolo contadino non li aveva. Dunque, ho detto il mondo come calera in quei anni e che chi, le ultime fotografie, li fa capire che in Friuli eri dai territori, da villis oppure da chasis di parons importanti con un terreno, tox di terreno importante e sicuramente da quei terreni che erano in mezzadro o c'è se uno ha il voli critico al vio tante i foladors da questi villis e dunque li fa capire che il Friuli era un territorio dedicato alle produzioni da UE e dal vino. Allora, prima ho vinto sulle UE, no? E ho vinto Chistein, che con i brantieri avevano implato i brantieri di UE, e dopo, una volta implato, le UE, io, sì, al più presto, scominciava a lavorare, no? E le prime robe, alle che di spaccare il grano.
Ho vinto da villis. Le villis solitamente avevano una zona dedicata che si chiamava il folador, no? Il folador, che si portava lì dentro le uova tra i brantieri e qualcuno alzava i calzini, se io aveva, alzava gli scarpi e attaccava dentro a folare. L'ho venuto anche qualche film, Celentano aveva fatto anche un film su come si fola le uova. E che lì il folador al il nome, insomma, di come che si spacca il gran, no? Però dopo poco si stufa di stare dentro un tal brantiello affolato tal di, no? E allora hanno inventato le macchine. Sono venute fuori le prime macchine. Questo penso che sia di una delle prime macchine, no? Che sono dei rullos, no? Un po' scanalati che si ciappino un culatri e lì le uve vengono spaccate, vengono rotte. Che gli anni in cui ho venuto che i signori slavi ma tutto il vino veniva fatto fermentare con le scuse e dunque sia le uve blanche che le uve rosse ciappava il colore da scuse. Questa è una roba importante perché negli anni in cui non esistevano i lievi che si compravano da agrarie e io avevo arrangiato quei lievi che erano da scuse e che lì venivano chiamati lievi indigeni. Una volta che il mosto era restato insieme alla scusi, no? E alla fare le bullidure, una volta che finito di bolli, si tira fuori il vino, si stacca le spine, passò, no? E si tira fuori il vino. Però no, ho vinto abbagliato di periodi in cui anche da uva non si buttava via nuova e dunque si tirava fuori il mos che è il più biel, che è il più limpido e dopo si tirava fuori anche il turclà, no? Che si metteva dentro dal turcli e il turcli al coventava a tirare fuori il più possibile da scusi, no? Questo mos che non era il massimo ma insomma al veniva usato anche che e si usava queste due macchine, le macchine di Masanà e il Turcli. E ho udin lì le prime macchine che sono i primi pompi che coventi appunto per travasare il vino di un brantiel a che l'altro. Visinsi che i romani avevano risolto il problema lì mettendo le vasche una dall'alto e una dal più basso e si travasava dove viarzint le spine. Insomma. Dal Collio abbiamo deciso di lasciare un momento le colline per venire verso la Monte di Migier, perché è una situazione geologica veramente particolare. La Monte di Migier in realtà è un tocco di carso triestino e gorissiano, che arriva fino al mezzo della pianura. Un spettacolo da questo punto di vista, perché le fa dome di calcar di un periodo che si chiama Cretacico, quindi un evore più vecchio dal Flish che è dalle Ocene e che fa le colline dal Collio e dai colli orientali. Quindi la collina di Migier veramente hanno cuviarsi un monte nuovo e anche un panorama incredibile. Quando si sparsore all'Ara Pacis, che è un simbolo di pace veramente importante dopo la seconda guerra, aveva un panorama su tutto il Collio e anche sulle pianure e anche sugli isunzi. Quindi un posto assolutamente di Viodi in Friuli. Che ad ogni viene anche una bella villa dal 1600, da che si fa di che volte un vino veramente speciale. Villa Locatelli è nascuta quando l'imperatore Ferdinando Thiers di Asburgo gli ha fatto una donazione al suo cavaliere più bravo per meriti che ha fatto durante la guerra dei 30 anni.
e gli ha regalati 300 champs, che a UE potrebbero essere paragonati a 100 ettari di terra. E lui e a tal tempo ha costruito una villa che è questa che vediamo alle nostre spalle, è la Villa Locatelli. La particolarità di questa villa è che l'Ena Suda ha un plan. All'epoca, quando hanno inciampato il Locatelli, tutto intorno erano tanti ciasuti di mezzadri che lavoravano in la tiara e pagavano l'affitto tramite la produzione che avevano da vignis o dal seminativo. Alla mia sinistra potete vedere un fabbricato dove c'è un orologio e una campana che si segnava il scomensà e il finì della giornata di lavoro dei mezzadri. La villa, se volete a Cialeso di fronte, le proprio rappresenta un fiar di cavallo. Su un'ala è stata costruita una glesiute che è stata fatta a uso familiare dai parons di casa. Praticamente alla sera si succedeva che i parons si mettevano sulla parte alta, su un terrazzo interno, e duci mezzadri che si radunavano verso il 5 dopo di mezzì venivano lì e facevano la messa regolarmente ogni sera o dicevano a rosari. La Glesia ha sul sfondo un affresco che rappresenta tutte le divinità contro le avversità atmosferiche, cioè come protezione da tempesta e sperando che la nada sia di buona e che porti buoni frutti e perché non era in che volta tan scontata. Prima guerra mondiale il vin non era considerato come che l'è considerato come. Quindi la maggior parte dei terreni che venivano coltivati a fruttetti, tipo in Sariesars, in Pescos, come invece vin tanti vitigni che sono considerati autoctoni, come che poteva essere il Pignul, la Ribuela oppure il Furlan. Però questa trasportazione è stata fatta solo dopo la prima guerra mondiale, con quando hanno inciampato le redini la famiglia Locatelli. Il Pignul viene portato in cantina, lì viene raspato e viene mettuto in tinelis. In questi tinelis sta per 15-20 giornate, però ogni dì bisogna messedalo per sé che formi una sorta di chapelle per ora che se non viene spaccata blocca la fermentazione sotto e il vino va in asetto. Quindi dopo questi 15-20 giornate lo si travasa e si lo mette in caratei e si lo lascia lì dai 3 ai 5 anni a fare la fermentazione malolattica. Dopodiché si mette in bottiglia e lì si può dismentearselo in cantina, perché è un vino che ha una bellissima tannicità e acidità che può essere portata alla conservazione a lungo termine, per tanto tempo. Stiamo venendo di Cormons, passando per Caprive. Il paesaggio di Caban Cai è un lavoro più dolce, perché i colini sono più bassi e i flumps sono arrivati a viaggi da svallati importanti in une colline e altre. In queste aree, da Castelnau Cumò, è un lavoro importante che si chiama Villa Russitz. Ha una storia importante che è stata lasciata sia le vignis sia le ville a una fondazione che serve per dal bene ai giovani. E è una fondazione che è sostenuta anche dalle nostre regioni. Ha scoperto tanti robi che sono importanti non solo da un punto di vista geologico, ma anche culturale e anche sociale. Sempre talmente di un paesaggio che difficilmente si tratterà di altri bandi e che non ha nulla di invidiare a altre regioni del nostro territorio.
Sin a Caprive dal Friul a Villa Russitz o Fondazione Villa Russitz, un'azienda storica che in Friuli Venezia Giulia, fondata dal 1868 da un conte francese e una contessa austriaca protestante. Il conte e le contesse si sono sposati da quell'anno lì e hanno ricevuto come dono o regali di gnossis in che volte 100 ettari che fanno parte qui da proprietà di Villa Russitz, da parte dal pari da spose, le contesse Elvine Ritter. Loro sono arrivati qui e in design si hanno costruito le loro case, costruite al Ciascel, che è stato Ciascel Windsor, importantissimo, le coppie identiche e precise dal Ciascel di Miramare di Trieste. Il vecchio istituto, che dopo l'estate orfanotrofi di guerre, dopo le prime guerre mondiali, e le cantine storiche dal 1889. A qui Teodoro de la Tour è stato il primo a portare i vins francesi dalle France, in che volte di Scondon, perché nascondeva le barbatellis in Charles, dove che dentro erano rosis, che dopo donava o regalava alle sue femmine, alle contesse Elvine. Quindi è stato così che lui ha cominciato a produrre vin con grande prestigio, perché è arrivato a servire tutte le corti reali importanti d'Europa. Andò istituito l'orfanotrofio, che inizialmente era dedicato a aiutare femmine e frutti locali dal Goriziano e in difficoltà. Il mausoleo è stato costruito nel 1894 quando il conte è morto e le contesse, in sua memoria dal conte, ha fatto costruire il mausoleo sulle colline più biele che gli chita Capriva e Spessa. Le contesse hanno lasciato le proprietà con le prime guerre mondiali, perché chi è scoppiata le guerre, quindi anche Villa Russitz è diventata un accampamento militare, è stato invaduto insomma, dai soldati in che volte e gli è tornata a Treffen, dove è morta un anno dopo, dal 1916. Prima di morire ha fatto un testamento e ha lasciato tutto in beneficenze. Alle parchis che a UE sin Fondazione Villa Russitz. Significa che chi sin un'azienda di diritto privato, aziende agricole, vitivinicole e anche i frus. Significa che tutte le vendite del vin che fa sin va in sostegno a 16 frus che vengono qui in casa del vin. Sono 12 frus che arrivano dal Friuli Venezia Giulia, sono quindi allontanati da famiglie perché a capo sono situazioni difficili e i genitori non arrivano a provvedere a loro. Villa Russitz dal 2009 è diventata fondazione, quindi un'azienda senza scopo di lucro al 100% e tutto quel che si fa va a sostegno di chi bellissimi progetti in che volte l'era l'orfanotrofio come in casa famiglia. Di 100 ettari che fanno parte da aziende, 44 sono a vite, quindi dedicati alle produzioni di vin. Vin l'80% di produzione di vin blanc, un 20% di produzione di vin rosso. Questo perché il Coglio è un'area particolarmente dedicata o comunque vocata per la produzione del vin blanc. Una linea classiche e una linea cru o comunque di alte qualità come le Clamignot. Le linee classiche comprendono i vitigni internazionali e anche gli autoctoni o i vins nativi del Friuli Venezia Giulia come il Toccai friulano, le Malvasie istriane e le ribolle gialle. E le linee cru che è prodotte su vitignos particolarmente selezionati, nord-est dagli ettaros che vin, vitignos più vecchi che comunque producono vin tanti più strutturati e sono dei blancs e dei ros. Il Sauvignon de la Tour, il Chardonnay Greffin de la Tour, il Merlot Graf de la Tour e il Cabernet Sauvignon de Fille de la Tour. I vitignos o comunque le vie sono tutte intorno all'azienda, in particolare un vitigno dal Merlot Graf de la Tour, famosissimo da sempre d'aziende, le proprie che sotto dal mausoleo,
un vin tan pregiato e tan conosciuto. Le cantine storiche che fa date 1889 perché è stata l'anno che ufficialmente è stata inaugurata, anche se dal 1881 già si lavorava, però l'anno ufficiale è quel e quindi anche le state incise come si vede le date su Parsore. È una cantina che è stata tenuta originale e autentica come che è stata costruita, le temperature, l'umidità, anche sono naturali, raramente si va a incidere su di loro, se si vuole alzare l'umidità si bagni i pavimenti, se si vuole modificare le temperature sono restati piccoli fessuri anziché costruiti dal 1889-90. All'interno qui vengono i quadri da Regina Margherita di Savoia, che è arrivato dopo che questi tiari sono stati annessi al Regno d'Italia in che volte e per un breve periodo anche l'istituto, che dopo è diventato orfanotrofio, è stato chiamato Istituto Regine Margherite, una residenza bellissima che è stata mantenuta dal suo parti originali, vengono le cucine, il vecchio spolero, fogolar, come si chiamavano una volta. Qui dentro vedete anche le stue o le stube di matrice austriache, come che usavano in che volte per scaldare gli ambienti, e anche che era stata qui originale, autentiche. Anche i scurs sono che di una volta, o comunque tutti lì i soffis o i pavimenti sono originali qui dal castello di quel tempo. I suoi vignetti di Caprive per arrivare fino sull'Isunz. È un flum che cambia veramente il paesaggio. Di una bande avevi i colli orientali e il Collio, con une rocce marne e arenarie, che si disfe e attorno c'è che aere, attorno argille e savalon, perfette per fare il terreno per i vigni. Di quattro bande invece del flum arrivi su une rocce che si è formate in une antiche barriere coralline. Si tratta di calcar. Il calcare è quel al tendente di grottis, che si disfe plan plan, ma che è totalmente differente per ciò che riguarda proprio i vigni. Sono arrivato sul Carso e sono in tutte le località da che si coltiva e si fa agricoltura di tanti tempo veramente. E questo puesto si chiama Castiel Neuf. Osinca in località Castelnuovo di Sagrado, Castelnuovo di Sagrado, se che si dice partalian. E sin ormai ai confini dal Friuli, vin passat il Lusinz, il Flun che disin di Vit, il Gurizan da Bisiacheria, e sin in Somp, in questa bellissima colline tal Cars di Sagrat, e da ur di me è la villa che è stata costruita dal Siezent da Raimondo Turn Valsassina, e quindi in un look che andava alla sua storia. Ma aveva una storia anche prima, per sé i primi insediamenti in questi territori di sicuro si chatting attorno dal 1200. Per sé proprio chi? Per sé il Cars che noi lo vin sempre intenduto come un territorio difficile, un evore triste di coltivare, in realtà ha sempre avuto la sua particolarità soprattutto per i vignai. Duc verranno sentiti nominare il terrain dal Carso, questa bella varietà di rafosc così fuarta e così addirittura adatta anche a curare le malattie. E non da dome di UE, per sé addirittura, anche in epoca romana,
la femmina dell'imperatore Augusto, Livia, che ha vissuto quasi 100 anni, perché volta era un'età che di West resi di come dosinte, dava la sua longevità proprio al fatto che beveva con continuità il vin Teran, che se lo faceva portare dal porto di Aquileia, attraverso il porto di Ancona e dopo fin a Roma. Un vin, hai detto, un evore particolare, perché questa varietà di refosc arriva a ciapà in grassi al terreno dal Carso una vigorosità particolare, soprattutto una forte quantità di fiar. Il terreno dal Carso andà a questa caratteristica e il Burisfur, questo vin rosso che una volta veniva addirittura vinificato da piccoli canivis dai lux, dai paesi dal Carso, e qualchidun disse addirittura che non aveva neanche una fermentazione alcolica, addirittura carbonica, per se l'aia si sgonfava di anidride carbonica e veniva fuori un po' come il Beaujolais dal DUE, il vin novello. E o vin che è una particolarità non della regione ma di interesse mondiale, per se non si c'è in nessun'altra banda un vin con queste caratteristiche. Sì. Chasis di questo genere non veniva infatti discussi tanto per falis, sono chasis impegnativi di costruire e sono sempre stati senza chasis impegnativi, se lo sono anche mo, di mantenere. Raimondo Vinditi ha costruito, che c'è qui, ma dopo anche i discendenti hanno continuato a viverla, in particolare la niesa Teresa ha ceruto sempre di stare attaccata a questa casa e aveva sempre un sentimento particolare. Sono conservati corrispondenze e letteri da Teresa, dove si arriva veramente a chattare l'amore che una persona che ha ereditato una casa di questo genere lo mantiene e lo insiora ogni dì. Ma è una da tanti svilis che si chatta in tal Friul di Sorelli Lievat. Si passa dalla zona del Quei per arrivare dalla plane isontine, dall'Isunz, e dopo si arriva a in Somp. E qua ho la possibilità di viodi, per se un può girarsi a 360 gradi e può viodi dal Mar, dall'Istrie, da Banda di Lignan, i Mons da Ciarnia, i Mons da Valtrenta, i Dolomitis Furlani, Sancia, se butta il voli, e i Mons dalla Slovenia. Cadongel è il Mons San Michele, che è stato teatri passa di 100 anni fa, da Prima Guerra Mondiale, e tra i combattenti era anche Giuseppe Ungaretti, che ha scritto tanti poesie propri Cadongia. E per questo la famiglia Teraneo, che sono i proprietari di Cumò, hanno dedicato un tocco di Tiara per realizzare il Parco Ungaretti, che è sempre un look dove si arriva a chattare la memoria e un insegnamento per i giovani di sé che è stata la guerra e di sé che il polesi anche la guerra. E si arriva alla fine dal giro da parte orientale del Friul. Us invito veramente a venire a vedere questi aris che sono veramente un spettacolo e soprattutto us invito a vedere e a capire la storia del vino della nostra regione. Mandi a duce!